buongiorno, ben trovati a quest'ultimo appuntamento settimanale con Voi la Linea. In primo piano gli incendi con le criticità che si spostano dal Carso alla Valrese, ed è lì che andiamo collegandoci con Davide Vicedomini in compagnia del sindaco di Resiutta. Eccoci, vi abbiamo fatto vedere in esclusiva le immagini del caricamento dell'acqua da parte di un mezzo, un elicottero del 112. Da dove arriva questo mezzo? Questo arriva dalla provincia di Trento, ci sono in aiuto, è venuto oggi e ci sta aiutando moltissimo in questa operazione di tenere sotto controllo questo versante che sta salendo purtroppo verso il comune di Resia. Quante persone, quanti mezzi sono impiegati in questo momento? Sono circa fra le 60 e le tante persone, fra volontari che devo ringraziare, la polizia locale che avete già visto, soprattutto i vigili del fuoco, la nostra forestale, insomma i pompieri volontari e in più oltretutto 2 elicotteri e da stamattina per fortuna 2 canadairi che ci stanno aiutando. Sindaco, la situazione non è sotto controllo in questo momento? No, non è sotto controllo, il fronte si sta ancora allargando, adesso quest'ora è assolutamente il punto peggiore, che si alza il vento e tutti i focolai riprendono forza. Bene, vi restituisco la linea perché sta arrivando di nuovo a caricare l'elicottero in questo momento. A voi la linea. Davide Vicedomini per questo aggiornamento. Ovviamente torneremo sul tema dei nostri prossimi appuntamenti con l'informazione. C'è anche la crisi politica con la caduta del governo che potrebbe avere ripercussioni anche sulla politica regionale, ma il governatore Fedriga esclude di lasciare il Friuli Venezia Giulia se dovesse arrivare una chiamata da Roma. Presidente, non c'è più il governo Draghi, alla fine si è deciso così, una decisione, ha detto Giorgetti, ha scelto il partito. Il governo Draghi c'è ancora per disbrigare gli affari correnti e ovviamente sono contento anche delle parole del Presidente della Repubblica, dove soprattutto le milestone, penso quelle sul PNRR, penso alla questione dell'energia con il decreto, verranno portate avanti dal governo in carica e quindi avranno un processo di continuità rispetto anche alle elezioni che si terranno a settembre e quindi alla nascita del nuovo esecutivo. Come potrebbe cambiare questo scenario con la sua volontà di correre ancora in regione? Cioè, cosa potrebbe succedere se arrivasse una chiamata da Roma per Massimiliano Fedriga? Non vedo questa ipotesi, sarebbe rifiutata. Io sto in Friuli Venezia Giulia e mi ricandido nel 2023. Cosa cambia per il Friuli Venezia Giulia invece per l'attuazione del PNRR? Diciamo, dopo le rassicurazioni del Presidente Mattarella mi sembra che si possa, come dicevo, continuare in continuità nei rapporti con il governo in carica e ovviamente con il governo che verrà. Questo ovviamente è fondamentale per le regioni e per i territori perché c'è una sfida molto difficile. Già ritengo, come ho detto più volte, che sia stato costruito ancora dal governo Conte 2 in modo da tenere lontane le volontà dei territori, ma soprattutto gli aiuti che i territori possono dare, e quindi è una sfida difficile, non possiamo permetterci rallentamenti. I territori, soprattutto quelli governati dalla Lega, come risponderanno a questa campagna elettorale? Cosa chiederanno al centrodestra che si presenterà alle elezioni? Che sia un programma pragmatico di concretezza. Ecco, spero di non vedere, ma me lo auguro per tutte le forze politiche, a destra e a sinistra, che non si faccia la solita propaganda spicciola. Noi contribuiremo ovviamente per quanto riguarda ognuno la sua forza politica, a me per quanto riguarda la Lega, a dare dei suggerimenti per un programma che possa comprendere per esempio la questione dell'energia, la questione della siccità, penso ai desalinizzatori, penso al riutilizzo dell'acqua, alla questione dello sviluppo economico e quindi una strategia industriale che possa prevedere anche il reshoring di tutta la componentistica, non dico solo in Italia ma perlomeno in Europa, così da garantire le nostre filiere produttive importanti. Ecco, penso siano questi temi fondamentali che capisco non accendano gli animi, però dobbiamo essere seri con i cittadini e raccontare quali sono le necessità per garantire posti di lavoro e impresa. Qual è il suo giudizio su un anno e mezzo di governo Draghi? Secondo me ha fatto un ottimo percorso, in mezzo sicuramente a molte difficoltà, con una maggioranza estremamente eterogenea, è riuscita a portare a casa, penso dal PNRR, ma penso alla lotta alla pandemia, penso alla crisi con la guerra in Ucraina e la crisi economica, penso è riuscito a tenere e ad avere anche quella capacità
di dialogare con i paesi stranieri che ha reso l'Italia protagonista. La candidata sarà la Meloni o ancora troppo presto? Mi sembra che i leader politici abbiano deciso che saranno gli elettori a scegliere, quindi il leader della forza politica che prenderà più voti sarà il Presidente del Consiglio. Ma invece un Draghi candidato con un grande centro e con il Partito Democratico potrebbe essere qualcosa che fa saltare il banco? Mi sembra che il Presidente Draghi abbia escluso qualsiasi ipotesi di strumentalizzazione della sua persona e questo secondo me sottolinea ancora una volta anche le qualità umane di Draghi. La pandemia ha messo in luce un problema molto serio, soprattutto tra i giovani, la crescita del consumo di alcol e sostanze stupefacenti. Si stima che nei prossimi anni gli accessi al Dipartimento Dipendenze di Pordenone possano far registrare numeri impressionanti. Dottoressa, possiamo dire che la pandemia, il Covid-19, ha acuito tra i giovani e gli adolescenti dei problemi purtroppo già esistenti, alcol e soprattutto abuso di sostanze stupefacenti. Che situazione sta avendo a livello provinciale ma anche a livello purtroppo regionale e nazionale? Allora, la situazione sicuramente ha visto un'accelerazione dei consumi di sostanze e di alcol. Soprattutto di alcol nel mondo adulto, ma anche di sostanze nei giovani, in una situazione di sofferenza psicologica, come dire, che l'adolescente ha vissuto e che conosciamo molto bene tutti, nel momento in cui non hanno potuto, come dire, uscire di casa e gli è stata interdetta la possibilità di una vita di relazione che nell'adolescente ha un'importanza fondamentale. Il mercato digitale offre molte sostanze stupefacenti, lo offriva già da molti anni, purtroppo con la pandemia si è vista proprio un'accelerazione dell'acquisto su internet di qualsiasi cosa, comprese le sostanze. Nel 2020 i dati ci dicono che sono comparse in Italia 128 nuove sostanze psicoattive, si tratta di sostanze stupefacenti di sintesi, spesso molto pericolose, spesso, come dire, non tabellate nella lista delle sostanze stupefacenti e anche difficili da riconoscere agli esami di laboratorio, ma con dei rischi sulla salute, come dire, psichica dei ragazzi, oltre che ovviamente sulla guida degli autoveicoli molto importanti. Dottore, pandemia e post-pandemia sono due fasi cruciali della nostra vita. Ecco, dal punto di vista delle dipendenze e della salute mentale, che cosa ha notato tra le persone che vivono nella nostra provincia e anche magari nella nostra regione? Beh, sicuramente la pandemia, è tutto ciò che ha comportato quanto a isolamento, parlo di isolamento sociale, ha avuto un impatto fondamentale sul funzionamento dei singoli, ma anche dei collettivi, delle modalità di stare insieme agli altri. A questo si aggiunga anche che poi pandemia significa ovviamente l'insorgenza di una serie di difficoltà di tipo economico, di una caduta di quelle che sono le determinanti sociali, che sono il lavoro, che sono possiamo dire anche l'istruzione fatta in un modo diverso e via dicendo. Ecco, tutti questi aspetti sicuramente hanno provocato, perché noi la stiamo vedendo nei servizi, la pandemia sociale, che è la seconda fase, l'onda lunga del contagio, diciamo così, da Covid, che produce ovviamente situazioni di disagio che si mischiano con l'abuso delle sostanze e naturalmente con la sofferenza mentale. Credo che la pandemia dal punto di vista delle ripercussioni sociali avrà una coda lunga e che nei prossimi 2 o 3 anni mi aspetto che il nostro Dipartimento avrà almeno 1000-1500 persone in più da seguire. Malga Promosi ritorna al suo nome originale, decisione che è diventata effettiva con la sostituzione dei cartelli. E oggi con questa cerimonia abbiamo dato seguito a quanto il Consiglio regionale all'unanimità ha votato la mozione per ridare il nome a queste terre corretto, Promos in friulano e Promosio in italiano. È importante salvaguardare perché vuol dire l'identità, il nome fu cambiato in decenni passati per un'interpretazione burocratica e ci fu una scarsa resistenza forse da parte di queste terre che subirono questa modifica, ma nel tempo alcune persone, Franco Corleone, varie amministrazioni comunali, Diego Carpenedo, ma la stessa gente ricordava il vecchio nome. Allora per questo il Consiglio regionale ha
promosso anche su mia iniziativa una mozione che è stata approvata e l'amministrazione regionale, la Giunta, ha accettato di mettere in campo anche tutti i passaggi burocratici successivi per ridare il corretto nome. Oggi scopriamo la targa, questa terra, questo luogo straordinario riprende il suo nome, è una questione di identità, perché non dimentichiamo che la lingua è la parte fondamentale della nostra specialità e va difesa sempre e comunque, specialmente contro l'arroganza della burocrazia. Io ho anche provato una certa emozione allo scoprimento della targa che restituisce il nome Promosio Promos a questo luogo della storia del Novecento, perché questa malga, questi boschi hanno visto la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, l'occupazione dei cosacchi e le stragi nazifasciste. Quindi è stato incredibile come una decisione assurda di sopraffazione, di arroganza burocratica abbia potuto cancellare un legame molto forte della popolazione con questo luogo e con questo nome. Io ho ricordato spesso che mio nonno era il collaboratore di Brunetti, il proprietario della malga, che morì anche lui trucidato nella strage del 21 luglio. Ebbene, lui parlava sempre di Promos e io sono rimasto colpito da quella decisione e dal fatto che non ci sia stata una sollevazione popolare, una rivolta, ma si è subita la violenza del potere. Alla fine ce l'abbiamo fatta e oggi è una bella giornata perché coltivare la memoria, la storia, l'identità, un patrimonio che per le zone di confine, le zone come questa che hanno il fondamento della loro identità nella avere anche una lingua diversa, tutelata secondo l'articolo 6 della Costituzione, proprio da una legge di tutela delle minoranze linguistiche, questo tiene assieme, mette assieme un fatto non marginale. Ed è tutto per A Voi la Linea per questa settimana. L'appuntamento torna lunedì alle 12:45. Grazie per aver seguito A Voi la Linea e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.